3 assalti a bancomat, un vigilantes che spara e colpisce la testa a un bandito, notte drammatica nella Marca, una serie di colpi, uno dietro l'altro, una stessa banda probabilmente, un epilogo tragico. Sono le 4:30 quando a Falzè di Trevignano 3 malviventi fanno scattare in aria il bancomat della Veneto Banca. Un botto, ma di soldi nemmeno l'ombra. Scatta l'allarme, i carabinieri si mettono all'inseguimento dei banditi che fuggono a bordo di una BMW in direzione di Barcon di Vedelago. Qui vengono intercettati da un ranger che mette la sua auto di traverso sulla strada. Niente da fare, i banditi provano a forzare il blocco, il vigilantes, probabilmente nel tentativo di difendersi, spara, colpisce l'autista del veicolo alla testa. Fatti pochi metri la BMW si ferma, i 2 complici arraffano il bottino e fuggono, il terzo viene lasciato agonizzante. Sembra si tratti di un giostraio di 37 anni, Manuel Maior, residente a Giavera, trasportato a Treviso all'ospedale Cafoncello e operato nel reparto di neurochirurgia. Le sue condizioni sono disperate. Dei suoi compagni nessuna traccia. Sconcerto tra i residenti della zona, in pochi si sono svegliati. Assolutamente niente, erano a letto e non hanno sentito niente. Io qua quasi 9 anni, però 8 volte mi rubato. Però anche io vedo quando è successo io qua, io vedo che gente viene qua così rubare, anche io ho paura. Una notte di assalti finita tragicamente. Il primo colpo era stato messo a segno all'Unicredit di Carbonera, dove sono ben visibili i segni del tentativo fallito di far esplodere la cassa. Il secondo, l'unico riuscito, alla Popolare di Vicenza di Fontane di Villorba. Qui il bottino è ancora da quantificare, ma sono ingenti i danni all'istituto di credito e non doveva fermarsi lì. Nell'auto sequestrati i carabinieri hanno trovato altro materiale esplosivo pronto per essere utilizzato.